Intanto mi presento. Ciao, sono Nicky, ho una passione nella vita. Allora, se cominciate a rompere i coglioni, va bene, adesso state zitti, perché se sta zitto Gillo, lo dovete sostituirlo. Vi presento anche Nicola che vi accompagnerà per Ciao, Nicola. Lui è più giovane. Ha meno problemi. No, per le donne, che è più giovane, sono magari... Che in fianco a Claudio. Allora, se rompi il coglione che scusa. Allora, e ci troviamo a Santa Giulia di Porto Tolle. Il nostro percorso che faremo stamattina è un percorso di circa 16 km che vedrà la discesa lungo il Po della Gnocca, che è quello più bello. Entreremo nella zona sud della Sacca degli Scardovari, quella più adatta all'allevamento delle vongole. Questa zona che vi sto indicando, che è una zona ZPS, una zona di protezione speciale, passeremo tra canali tra i cannetti, piccole lagune d'acqua dolce e ci fermeremo là. Ciao, ciao, è stato bello. Adesso fate come i marinai inglesi del 1600. Qui davanti cosa abbiamo? Un altro motociclista. Ma a parte questo, Ponte delle barche. abbiamo un ponte di barche che è un ponte che serve ad unire l'isola della Donzella con l'isola di Ariano. È un ponte modulare formato da coppie di imbarcazioni in cemento, dove la posizione del ponte è garantita da 4 argani. Ne abbiamo 2 a valle e 2 a monte. Questo tra l'altro è un ponte storico perché prima di essere qui si trovava a Brescello nel Reggiano, paese di Don Camillo Peppone, ed è quello che si vede dei film. Che non è un caso che nel territorio della Gnocca si coltivi la cozza. La cozza, no, esattamente. È perché l'abbinamento è giusto, cozza e gnocca. Serve per pulirle e poi passano per un setaccio vibrante che invece le seleziona. No, il calcio non poteva che essere Allora, qui sotto di noi, sotto il pelo dell'acqua, abbiamo delle porte vinciane che quando il fiume è a flusso si aprono e fanno defluire l'acqua. Quando il fiume non ha flusso si richiudono per effetto della forza di gravità e della corrente contraria e bloccano la risalita dell'acqua salata del mare nell'arco del fiume. È la punta Polesine, guardate, ve la faccio vedere, no, la gamba, la punta Polesine, e siamo qua. Tutta questa zona era una vecchia risaia bonificata negli anni 30 e abbandonata tra gli anni 50 e 60. Tra gli anni 50 e 60 cambiò tutto il sistema agricolo e là vediamo il vecchio magazzino del Rito, È rimasto là. quello là, che poi lo vedremo da vicino. Questo è il paradiso degli uccelli, dei limicoli in particolare, che sono quegli uccelli piccolini che si nutrono, che mettono il becco nella sabbia, quindi si nutrono i piccoli vermicelli, i piccoli vertebrati. Ora il dubbio è, lo facciamo un bagno oppure no? Che roba organizzata, ad altissimo livello.
meraviglioso Ponte delle Barche, attrazione di Corino e paesi limitrofi qui, insomma, quei posti qui. Come to sing your song through the sky. I watch the clouds roll. It reminds me of a story you once told me. For the life of me, I can't remember at all, except the subtle feeling that it brought me to a place of wonder where there's never any boredom, where everything's the way it's supposed to be. Ok, finito il giro in barca e adesso alle 12:30 torniamo un attimo nel B&B, ci diamo una rinfrescata, una sciacquata veloce e per fortuna c'è il ristorante prenotato. You see me catching up, but I'm still on the ground. Jumping up at dawns, running to the parlor. A singing crowd laughs, a sleight of hand father. Through the sky, I watch the clouds roll. It reminds me of a story you once told me. For the life of me, I can't remember at all, except the subtle feeling Ciao. to a place of wonder where there's never any boredom, where everything's the way it's supposed to be. I found my way back. Questa è una delle barche del ponte delle barche. Ah, ok, cioè non è una barca di cemento come quella di là. Una chiatta di cemento. Questa è una delle barche del ponte delle barche che abbiamo fatto oggi pomeriggio, una barca di cemento. E le altre barche che fine hanno fatto? Quelle di cemento? Alcune sono affondate per il po'. Ah, non si sa. Sono... Alcune hanno fatto casetti. Ah. Ended back here through the sky. I watch the clouds roll. It reminds me frescolino qua però. Lo straniero è Andreas Victor. Bravo con lo straniero, mandiamo la casa, che straniero qua. Che cosa in Veneto, qua la Lega, picchia pesante. feeling that it brought me to a place of wonder where there's never any boredom, where everything's the way it's supposed to be. In occasione del nostro viaggio alla scoperta del meraviglioso, delle meraviglie nascoste in questo magico delta, i cinghiali lombardi ringraziano il Motoclub Porto Tolle e in particolare il presidente Filippo Blanco per la meravigliosa accoglienza ed ospitalità. Quando volete, ogni volta. Vi ringrazio con tutto il cuore. Io avevo detto a per la lacrima. non sarai mica dell'agenzia delle entrate, così ti lo dico. Perché vuoi sapere il mio cognome? Queste cose qua, cioè l'adesivo, questo qua, gli resta nei
com'è che si può dire? Aiuta? No! Annali con 2 N. Dai, per me è stato piacere, quando Leori ha detto va che abbiamo degli amici qua, cioè molti ciclisti con altri amici, quindi al di là del dopo se uno ha un motoclub, se uno ha un gruppo, se non c'entra niente, è la passione della moto, la voglia di trovarsi, comunque ho detto ieri sera, non dica stare qui a ripetere sempre che robe, però è il nostro mondo, ragazzi, il nostro mondo. Guarda, sta fermo! Facciamo il bicchiere, facciamo cin cin, beviamo, 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 tutto il mondo fa cin cin, sollevando il bicchiere di vin, cin cin, evviva! Buongiorno a tutti, nel senso che oramai è quasi pomeriggio, sono le 11, dalla partenza alle 8:30, al ritardo delle 9, poi forse facciamo le 10 e alla fine sono le 11. È stato un bel weekend, insomma, si è mangiato, si è bevuto, ci si è divertiti, conosciuto gente nuova, qualcuno si conosceva già, qualcuno no, però sono sempre belle cose. Abbiamo conosciuto anche questo motoclub di zona qui, insomma gente simpatica, poi insomma veneti bevono e alle 2 erano ancora a rabboccare i bicchieri. Insomma è bello dormire in tenda, però bisognerebbe dormire, se si va a letto alle 3 ci si alza alle 6, insomma la stanchezza incomincia a farsi sentire.